Si è insediata stamattina ad Ajaccio la consulta Sardo Corsa, istituita con la mozione numero 233, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 28 aprile e dalla deliberazione numero 16 del 26 maggio, adottata dall'Assemblea della Corsica, un organismo convocato dal Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, d'intesa col Presidente dell'Assemblea della Corsica Guido Talamoni. All'evento hanno preso parte i capigruppo delle due assemblee legislative. Il primo atto dell'organismo è stato l'approvazione all'unanimità del regolamento di funzionamento interno con l'introduzione dell'emendamento che riconosce quali lingue ufficiali della consulta il sardo, il corso, l'italiano e il francese. Devo dire che siamo pienamente soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, che stiamo facendo oggi, e finalmente l'insediamento e l'approvazione del regolamento, ma subito siamo entrati su temi importanti. Abbiamo deciso di dare priorità agli aspetti della cultura e della formazione e quindi abbiamo invitato i rettori delle università di Sassari di Cagliari e quella di Corte a confrontarsi. È stato approvato già un primo documento che riguarda proprio i temi della cultura e della cooperazione universitaria. È evidente che tutto questo ragionamento sta dentro il tema più ampio dell'insularità, delle difficoltà che hanno le nostre isole, che derivano proprio da questa logica, ma noi siamo convinti che proprio nella qualità della formazione, nell'incremento della qualità stia il futuro delle nostre isole. Per questo abbiamo voluto iniziare forse anche in maniera un po' anomala con questo tema, che riteniamo invece essere forte, identitario e qualificante, e ci siamo dati ovviamente appuntamento al prossimo incontro per approfondire invece i temi anche dal punto di vista tecnico che riguardano appunto l'insularità, le difficoltà che derivano dall'essere isola